Fondo perduto del 50% per la ricerca e sviluppo in Veneto. È stato pubblicato il bando 114 Ricerca e sviluppo per aggregazioni d'impresa. Si tratta di un contributo a fondo perduto del 50% fino a 350.000 euro di contributo, quindi si tratta di un contributo molto consistente, a favore delle attività collaborative di ricerca e sviluppo per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e di nuovi servizi. I beneficiari di questo bando sono le aggregazioni di almeno 3 PMI con unità operativa in Veneto. A questo bando può partecipare anche all'aggregazione una grande impresa. È inoltre obbligatorio il coinvolgimento di almeno un organismo di ricerca. Le aggregazioni possono essere costituite come reti di imprese, consorzio, società consortile o società cooperativa, associazione di imprese temporanea, ATI, o associazione temporanea di scopo, ATS. L'agevolazione consiste in un fondo perduto del 50% delle spese ammissibili che scende al 40% per tutti nel caso della partecipazione di una grande impresa. La spesa minima ammissibile è di 100.000 euro e la spesa massima incentivabile è di 700.000 euro, quindi con un contributo che può arrivare a 350.000 euro. Interventi ammissibili: sviluppo di nuovi prodotti e servizi, sviluppo di tecnologie innovative, sostenibili, efficienti ed inclusive, per introdurre nei sistemi produttivi prodotti e impianti intelligenti, dispositivi avanzati di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza. Gli interventi devono ricadere in almeno uno dei seguenti ambiti di cui alle definizioni europee: ricerca fondamentale oppure sviluppo sperimentale. Le spese ammissibili sono l'acquisto di conoscenze e brevetti, quindi know-how, l'acquisto di strumenti e attrezzature per la quota di ammortamento necessaria, consulenze specialistiche e servizi esterni, personale dipendente che non può superare il 70% della spesa totale del progetto, spese per la realizzazione di un prototipo, costi di esercizio che non possono superare il 10% della spesa personale dipendente, spese generali calcolate in misura forfettaria al 5% sul totale della voce spesa personale dipendente, spese per garanzie e fideiussioni. Scadenza. L'apertura del termine per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista per il giorno 18 giugno 2019 e sarà attiva fino alle ore 13 del 2 agosto 2019. Si tratta di un bando a graduatoria, quindi è importante soprattutto come viene presentato il progetto e come viene scritto il progetto. Cumulabilità. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo. Si può quindi arrivare ad un incentivo totale del 100% su alcune voci di spesa. Abbiamo molta esperienza nell'ambito del POR Veneto, anche in rapporto ai nuovi gestori di questo bando, la VEPA, e siamo specialisti in agevolazioni e quindi riusciamo a coprire sia il bando regionale POR che il credito d'imposta ricerca e sviluppo e riusciamo a sviluppare tutte le cumulabilità che sono ammesse, massimizzando quindi il risultato. Abbiamo parecchie collaborazioni con organismi di ricerca e quindi siamo in grado sia di affiancarli nel singolo progetto sia di metterli a disposizione dei nostri clienti. In questa scheda trovi alcune risorse utili, il link alla scheda completa il testo del bando e i miei contatti. Sono Franco Rasotto di Rete Agevolazioni.